Si concretizza questa collaborazione strategica pubblico-privato che abbiamo capito è un unicum in Italia e non ci sono casi analoghi. Fin dall'inizio, a differenza di tutto quello che era stato fatto fino a quel momento, una condivisione e l'essere a bordo di tutti i soggetti coinvolti. Al di là di risolvere un tema davvero della sicurezza che era annoso e che sembrava irrisolvibile, ha dato un'opportunità, uno spazio di pensiero oggi. Accordo storico per uno dei luoghi storici e simbolici della città. È stata presentata in Sala Razzi l'intesa definitiva fra il Comune di Verona, la Società Teatro Nuovo SRL e la Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona per la futura gestione dei flussi di visitatori diretti al cortile e alla casa di Giulietta. Questo nuovo patto reca con sé anche il nuovo regolamento che disciplinerà i rapporti tra comproprietari del cortile, nodo irrisolto da molti anni. A presentare tutti i lati dell'accordo, dall'aspetto della sicurezza a quello culturale, le assessore Stefania Zivelonghi e Marta Ugolini e il primo cittadino Damiano Tommasi. È il compimento di un lavoro di un paio d'anni, diciamo quasi dall'inizio dell'amministrazione abbiamo avuto questo tema del sovraffollamento e della sicurezza di Via Cappello che abbiamo provato a risolvere. Ero già molto soddisfatto con la prima sperimentazione, quindi con l'aver creato le premesse per quello che poi oggi si è raggiunto, che è l'accordo pubblico-privato su un sito, ma soprattutto io credo che al di là di risolvere un tema davvero della sicurezza che era annoso e che sembrava irrisolvibile, ha dato un'opportunità, uno spazio di pensiero oggi che forse genera anche quello che il mito di Giulietta rappresenta, che è un'esperienza da vivere. Credo che il passaggio al teatro e quindi il coinvolgimento diretto di una struttura che è abituata a produrre cultura, credo che darà l'opportunità anche di inserire all'interno dell'esperienza del cortile non solo la photo opportunity, non solo la visita alla casa, ma anche l'approfondimento, come è stato detto, insomma, dal punto di vista teatrale, cinematografico, quello che è la storia del mito raccontato, che appunto attraverso un percorso ampio e studiato, secondo me vale la pena aver investito tutti questi mesi per portare a termine questo lavoro. È una novità, ma sono convinto che dentro quel biglietto di 5 euro ci saranno servizi, opportunità e approfondimenti che ne varranno molti di più e quindi potenzialmente anche l'attività teatrale potrebbe essere implementata. Grazie a un lavoro che è stato fatto davvero fin dal giorno 1 da questa amministrazione, sedendosi al tavolo con i comproprietari, col Teatro Nuovo, con Fondazione Atlantide e vedendo quelli che erano i problemi e le necessità, si è trovata una quadra complessa dal punto di vista sia giuridico e anche economico, e una quadra complessiva in cui ognuno ha dovuto fare un po' un passo indietro e non mettere davanti il proprio interesse privato in funzione di quello che è davvero un bene della città. La gratitudine che proviamo in questo momento ai privati, al Teatro Nuovo, alla Fondazione Atlantide, ai comproprietari, a tutti i tecnici, ai professionisti che hanno lavorato. Sono più di 30 persone che hanno lavorato a questo progetto e quindi questo fa capire un po' la complessità, ma anche la professionalità e il cuore che ci è stato messo per risolvere il problema. Ecco, Via Cappello non poteva più restare così. No, assolutamente no, l'abbiamo visto anche nel corso del weekend dell'Immacolata, era assolutamente insostenibile, qualsiasi lamentela non è giustificata, non è proporzionata al vantaggio che invece avrà l'intera città, non solamente i fruitori di Via Cappello, ma i fruitori anche del sito, avere un ingresso dal Teatro Nuovo. Questo era chiaro fin dall'inizio e su questa direzione abbiamo lavorato, quindi sì, abbiamo così dato anche una risposta alle istanze presentate dal questore Massuccio a suo tempo, dalla questore attuale e da tutti e l'evidente situazione di miglioramento del sito in generale.